Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Lo scorso video avevamo parlato del Sydney Opera House, potete trovare comunque qui il video nelle schede. Oggi parleremo del Colosseo, che è un'opera ben più famosa, essendo l'edificio più visitato d'Italia. Oggi quindi parleremo di un qualcosa di molto trattato, ovviamente non dirò di tutto, perché ovviamente c'è tanto da dire del Colosseo. Mi focalizzerò più sugli aspetti importanti, un po' come ho fatto con il Duomo di Firenze, e più sugli aspetti dell'architettura che sul discorso gladiatori, non gladiatori o eventi che sono avvenuti connessi al Colosseo della società romana. Partendo dalle basi, l'anfiteatro fu voluto dall'imperatore Vespasiano, che volle realizzarlo un po' per placare gli animi, un po' per dar lustro alla sua nuova dinastia, ovvero la dinastia Flavia, perché in verità il nome del Colosseo è Anfiteatro Flavio perché il nome Colosseo è legato piuttosto al fatto che c'era una statua raffigurante l'imperatore Nerone. Per antonomasia è stato chiamato Colosseo anche l'arena, e questo si è trascinato fino ai nostri giorni. Comunque venne completato poi da suo figlio Tito e per molti secoli fu il teatro degli scontri gladiatori. Non è l'unico esempio di arena nell'impero romano, infatti ce ne sono molti altri esempi in scala minore, come per esempio appunto l'arena di Verona, oppure potremmo dire anche l'arena di Pola, oppure ce ne sono anche altri in varie parti dell'impero che comunque ricalcano lo stesso schema usato per il Colosseo. Il Colosseo è più un esempio di architettura funzionale che decorativa, anche se ha i suoi aspetti decorativi, come per esempio le semicolonne su vari livelli con dorico alla base, ionico e corinzio e infine paraste sul quarto livello. Però sostanzialmente non è altro che molti archi concatenati fra loro e con la funzione prettamente da ospitare dei visitatori, degli spettatori appunto per gli spettacoli gladiatori. E questo schema, quello del Colosseo, ha fatto scuola prima per magari i teatri al coperto, come per esempio il Teatro Olimpico, e poi per gli stadi moderni. Infatti è esemplare il modo in cui sono stati distribuiti corridoi, rampe di scale e tribune del Colosseo, tant'è che appunto è modello per molti stadi di oggi. Il Colosseo, dopo l'impero romano, fu, come sanno tutti, oggetto di cava a cielo aperto, Infatti molti delle chiese oppure palazzi vaticani sono stati edificati usando pietre dai fori romani oppure appunto anche dal Colosseo. Quindi per molti secoli fu usato come cava a cielo aperto, finché il Papa non lo decretò come luogo santo per appunto i martiri che ci sono morti durante gli spettacoli gladiatori. Però anche se in disuso ed utilizzato come cava a cielo aperto, questo non significa che non venne utilizzato da molti architetti, soprattutto rinascimentali ma anche oltre. Appunto come esempio utilizzabile in molti altri contesti. Infatti venne estrapolato dal Colosseo il motivo tipico di archi e semicolonne addossati ad essi, con la trabeazione poi oppure anche il fatto che ci siano il dorico alla base, l'ionico al primo piano e al terzo piano il corinzio. È stato preso ed utilizzato in molti edifici, palazzi, chiese che si vedono in giro per l'Italia e per il mondo, e il Colosseo, come molti altri elementi romani come appunto gli archi di trionfo oppure le basiliche, hanno dato un enorme strascico a quella che è la cultura architettonica dei paesi occidentali, fino appunto ad arrivare ad esempi moderni appunto come il Colosseo dell'Eur. Se si guarda attentamente il Colosseo si può vedere come la parte delle arcate esterne è delimitata da due, anomalie. Infatti queste non sono state previste dal progetto originale, ma sono interventi svolti inizio 800 per assicurare che la struttura non crolli. Il primo, ovvero l'intervento di Raffaele Stern, è stato svolto nel 1806 dopo un terremoto e di tutta fretta ed emergenza per appunto assicurare che non crollasse la struttura, quindi fu costruito in laterizio questo enorme contrafforte atto a non far cadere la struttura, mentre l'intervento dall'altra parte di Giuseppe Valadier, svolto nel 1823, si può appunto vedere che riprende il disegno appunto delle arcate, quindi ha avuto appunto più tempo perché non era un intervento d'emergenza ma un intervento svolto
quando non c'era ancora rischio, ma che ha assicurato, insieme appunto l'intervento di Stern, che il Colosseo sopravvivesse anche a terremoti successivi senza crollare. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, aiutatemi a crescere come canale, soprattutto condividete con qualcuno che possa piacere questo genere di format, e dandolo bene a tutto, passo, chiudo.